Si ricomincia. Sono felice. Io apro è il grido che unisce tutti, qualcuno ha alzato solo le saracinesche, altri invece come Alison Cavallin hanno aperto sul serio. Senza paura di prendere denuncia e sanzione, questo bar di Castelfranco Veneto ha deciso di servire i clienti al bancone. La misura è colma, io non ce la faccio più, con incassi così bassi, devo pagare l'affitto, le mie spese continuano e gli incassi non ne ho. Qual è la soluzione? Più che disperazione sono triste e avvilita. Qualcuno entra e ordina 2 caffè, ma solo per asporto. La paura di trasgredire, di prendere una multa è tanta, altri clienti invece non si fanno nessun problema. Sì, sono molto solidale perché so che tipo di spese hanno, cosa costa vivere e se posso dare una mano lo faccio più che volentieri. Anche lei è a rischio multa. Veramente sono disposto a rischiare per poter dare una mano a persone che si impegnano e vogliono lavorare. Elison, posso chiederti un tramezzino prosciutto e funghi? Grazie. Sa che non dovrebbe essere aperto il bar. Lo so, ma io la vedo come la signorina perché non sta lavorando nessuno e non è una situazione in cui si può continuare così, bisogna che si lavori. Posso avere 2 spritz? Certo, subito. Sì, so di essere a rischio, però lo faccio per Alison e comunque trovo che sia ingiusto quello che stanno facendo perché diciamo che fa tutto secondo le norme, diciamo, se abbiamo la distanza, abbiamo le mascherine, non trovo giusto che debba restare chiusa. E qualcuno ha deciso in barba a norme e divieti di venire anche da lontano pur di portare la sua solidarietà. Io sono qui per la prima volta oggi, ho fatto 20 km di strada per solidarizzare con le ragazze che oggi tengono aperto. L'inevitabile alla fine è arrivato, la polizia ha effettuato un controllo, ma la multa non è scattata perché non c'erano clienti che consumavano. Le forze dell'ordine hanno verbalizzato la loro ispezione e prima di andarsene hanno avvisato che faranno altri controlli. Alison ha il telefono, però non cambia idea. Io continuerò lo stesso la mia battaglia, l'ho iniziata e la porto a termine.